come avete seguito i lavori e anche da quanto tempo? I lavori della Pedemontana sono diversi anni che si seguono, se intendiamo per lavori anche la fase progettuale di approvazione dei progetti ovviamente. Io sono stato commissario fino al 2017, commissario di governo per l'avvio della Pedemontana e diciamo l'avviamento dei lavori non è stato molto semplice perché come in tutte le grandi opere si sono dovute trovare le fasi di accordo con i comuni e tutto quello che ne consegue. Adesso i lavori mi pare che stiano procedendo molto bene, è significativo il fatto che ieri sia stato aperto il tratto fino a Bassano. Credo che l'unico problema sia rimasta la galleria a Malo, che era stato oggetto di un sequestro anni fa perché era morto un operaio durante lo scavo della galleria. Adesso è sbloccata, hanno ricominciato a lavorare, ma sarà quella che rallenta praticamente la fine dell'opera, come diceva la vicepresidente De Berti, prevista per fine 2021, inizi 2022.